12:15, ben ritrovati a Focus TG, siamo in diretta, lo ricordo come ogni sabato saremo in diretta fino alle 13. Ebbene, continuiamo con la cronaca, abbiamo già toccato diversi argomenti, diverse province del nostro Veneto, adesso ci spostiamo a Vicenza perché per contrastare le infiltrazioni della criminalità economica organizzata nel territorio vicentino, la Guardia di Finanza appunto di Vicenza nell'ultimo anno ha messo in piedi, pensate, 529 indagini. Lotta alla criminalità organizzata e al riciclaggio. La Guardia di Finanza di Vicenza, nel celebrare il 248esimo anniversario della fondazione del Corpo, traccia il bilancio delle attività di un anno in provincia, dove l'applicazione della normativa antimafia ha portato all'accertamento patrimoniale di oltre 50 soggetti e l'esecuzione di quasi 1000 accertamenti a seguito delle verifiche funzionali richieste dai prefetti per il rilascio della certificazione antimafia. Inoltre sono quasi 6 milioni di euro il valore dei beni confiscati alla criminalità organizzata nell'ultimo periodo. Noi abbiamo concentrato le attività soprattutto nei confronti di quelle posizioni che sono più gravi, evidenziano elementi di maggiore gravità e di rischio. Penso soprattutto a quelle imprese per chiudi, penso alle aziende spesso riconducibili a etnie diverse da quella domestica che aprono partite IVA per pochi mesi, per pochissimi anni e poi spariscono senza versare tasse. Penso a quelli che assumono lavoratori in nero, penso a quelli che compiono gravi atti di violazioni economico-finanziarie. Attraverso di loro si sta mettendo sotto la lente di ingrandimento ogni tentativo da parte del crimine organizzato di infiltrarsi nel tessuto economico sano, e questo è un elemento fondamentale, perché una volta che comunque si introduce in maniera forte poi rischia di essere un morbo che ammalora tutto quanto l'intero sistema economico, e quindi penso che questo sia l'elemento più importante da tenere in considerazione. Altro fronte caldo di attività nell'ultimo anno è il controllo sulle truffe per il Covid, dove sono stati denunciati 40 soggetti che hanno percepito 1.300.000 euro di aiuti statali senza averne diritto e bloccando l'erogazione di altri 450.000 euro. Denunciati 14 soggetti per frode in commercio, contestate 62 sanzioni amministrative e sottoposte a sequestro 120.000 mascherine e dispositivi di protezione individuale. E a proposito di Guardia di Finanza, ieri si è celebrato il 248esimo anniversario della fondazione del Corpo della Guardia di Finanza a Belluno. 248 anni di storia, una ricorrenza che per la Guardia di Finanza è stata occasione per tracciare il bilancio dell'attività svolta dalle Fiamme Gialle bellunesi sul territorio. Siamo un corpo di polizia in continua evoluzione, che siamo partiti da lontano, che siamo arrivati ai giorni nostri, siamo riusciti ad adeguarci all'ambiente esterno, abbiamo adeguato i nostri strumenti, abbiamo adeguato le nostre risorse e siamo pronti per le sfide che ci aspettano, perché come ho detto anch'io prima bisogna essere orgogliosi del nostro passato, ma dobbiamo guardare al futuro e la Guardia di Finanza è pronta a guardare al futuro. Tra i dati principali ricordiamo come nel contrasto all'evasione si siano eseguiti 211 interventi ispettivi e 64 indagini delegate dalla magistratura, con l'individuazione di 8 evasori totali e la denuncia all'autorità giudiziaria di 6 persone per reati fiscali, con il sequestro di disponibilità finanziarie e beni immobili per un valore complessivo di 150.000 euro. Scoperti poi 9 casi di evasione fiscale internazionale e individuati 39 lavoratori in nero o irregolari con la responsabilità di 3 datori di lavoro. 119 controlli effettuati in materia di erogazione di prestazioni sociali agevolate che hanno permesso il recupero di importi indebitamente percepiti per 56.000 euro, mentre i controlli sul reddito di cittadinanza, svolti in collaborazione con l'INPS, hanno fatto scoprire illeciti per oltre 223.000 euro, con la denuncia di 34 persone. Inoltre sono stati accertati danni erariali per 876.000 euro che hanno portato alla segnalazione all'autorità giudiziaria competente di 10 soggetti. Questi alcuni dei numeri, ma poi c'è il sentimento per chi ha operato salvando una vita.
L'intervento che hanno fatto i militari della stazione SAGF di Cortina dice proprio questo. Tra l'altro ragazzi giovani, quindi non ragazzi con tanta esperienza, che però quando hanno visto questo cittadino inerme che era sceso dalla seggiovia in preda a un infarto non ci hanno pensato un secondo, sono intervenuti, hanno utilizzato anche il defibrillatore, quindi anche la sapienza dell'utilizzo di strumenti hanno consentito veramente di salvare una vita umana. Cronaca che si intreccia all'attualità, adesso nei prossimi servizi parliamo dell'emergenza siccità. Ebbene, servono interventi strutturali per salvaguardare le risorse idriche, ecco perché la provincia di Vicenza ha inviato una lettera alla Regione Veneto per chiedere interventi, per chiedere aiuto. La tempesta perfetta, tempesta secca, tempesta di siccità. Mancano piogge intense, in montagna non c'è neve, i corsi d'acqua sono ridotti al limite, la situazione è drammatica. Per salvare le risorse idriche, i raccolti dei campi, i pesci finiti in secca, non bastano soluzioni d'emergenza, ma serve un progetto, un piano strutturale a lungo termine. Dopo l'incontro con i consorzi di bonifica, le associazioni agricole, la polizia provinciale e il bacino di pesca, oggi la provincia di Vicenza scrive una lettera alla Regione Veneto. Chiediamo un incontro ai vertici regionali, in modo particolare questa mattina ho firmato una lettera per chiedere all'assessore Bottaccin all'ambiente e all'assessore Caner per quanto riguarda l'agricoltura a livello regionale di venire a Vicenza e incontrarci per insieme con loro fare un ragionamento più ampio ed avere da parte della Regione delle indicazioni più precise. Adesso la parola passa alla Regione Veneto. La provincia di Vicenza è attanagliata da una siccità drammatica. Non si può più aspettare. E continuiamo a parlare di siccità perché diminuisce di giorno in giorno la portata del fiume Po, risale il cuneo salino e le conseguenze sono potenzialmente devastanti. In questo momento il Po è sceso a 150 metri cubi al secondo, una portata secondo me mai raggiunta dal fiume. È una lenta agonia quella del grande fiume a causa di una siccità che permane da mesi. Una situazione così grave non si registrava da almeno 70 anni. Tutto il comune di Porto Tolle non sta derivando una goccia d'acqua da giorni e da settimane nei punti più vicini al mare. Il cuneo salino è risalito di quasi 30 km, vista la portata di stamattina, e man mano stiamo chiudendo le derivazioni una dietro l'altra. Utilizzando le pompe e altri strumenti si sta distribuendo l'acqua che prima della risalita del cuneo salino era stata utilizzata per alimentare la rete di scolo. Comunque l'acqua salata del fiume sta filtrando attraverso gli argini, quindi questa filtrazione attraverso gli argini va ad insalare la falda che va ad insalare i canali, quindi giorno per giorno vediamo che la situazione peggiora perché mi si sta insalando anche l'acqua che avevo invasato in tutta la rete di bonifica. Il problema è che la filtrazione salata che mi sta entrando nelle falde non la si manda più via, cominciamo a vedere dagli argini una fascia di 50, 100, 150 metri dove i prodotti stanno morendo perché stanno bevendo acqua salata. Le conseguenze più gravi della situazione non riguardano solo l'agricoltura, il rischio è quello di un disastro ambientale. Tutta la biodiversità che c'è in questo territorio, che è un territorio a parco, un territorio MAB UNESCO, un territorio siti di importanza comunitaria, zone di protezione speciale, Important Bird Area, cioè tutta la biodiversità che c'è in tutta la rete di scolo che abbiamo qua, se l'acqua si insala è evidente che sarà impossibile fra qualche anno parlare ancora di ambiente e di biodiversità. E mentre continuano gli incontri, i confronti fra le autorità proprio per cercare di trovare le soluzioni migliori a questa emergenza, si inizia già a fare la prima conta dei danni. Sentiamo e guardiamo nel prossimo servizio come stanno andando le cose nella Marca trevigiana. Il problema dell'acqua rimane grave, è solo un dato, a giugno normalmente cadono circa 100 mm di pioggia, sinora sulle nostre zone sono caduti circa 12 mm di pioggia, quindi un deficit di quasi del 90%, ecco tutta la gravità.
Un dato che non lascia dubbi, con questa carenza inevitabili le ripercussioni sulla vita quotidiana di tutti i cittadini. Dati ES confermano la diminuzione della pressione nelle tubature dell'acquedotto nelle ore notturne in via preventiva, sottolineando che le fonti dello Schevedin comunque non hanno al momento diminuito la loro portata idrica, ma che sono costantemente monitorate. Stessa situazione nella parte est della Marca, con Piave Servizi che non parla al momento di razionamenti, ma lancia un appello a tutti i cittadini. Utilizzare l'acqua per gli usi che facciamo in casa nostra, ma non per irrigare l'orto, non per bagnare il giardino, almeno fin tanto che questo grave momento di crisi idrica non cesserà. In tal senso si stanno moltiplicando le ordinanze dei sindaci con il divieto di uso di acqua potabile per piscine ed altri utilizzi che non siano alimentari o igienico-sanitario. Situazione altrettanto critica per i consorzi di bonifica, con il presidente Gerolimetto che raccomanda agli agricoltori di rispettare l'orario assegnato e di limitare l'irrigazione al fabbisogno, evitando gli sprechi. Per i cittadini l'appello di utilizzare l'acqua dei canali per orti piuttosto che per i giardini, limitando il tempo d'uso e la frequenza. Tutto questo mentre il mondo agricolo inizia già a fare i conti con le perdite di produzione. Io sto pensando in particolare ad alcune produzioni tipo quelle del mais, della soia, che in questo momento sono in epoca di sviluppo e maturazione. Non sto parlando ancora del mondo vitivinicolo, che nella nostra provincia è così importante, che sta però cominciando anche lui a entrare in una situazione di stress idrico, e laddove si può bagnare bene, ma poi dopo ci sono problemi per tutti. E i prossimi giorni non sono per nulla rassicuranti. Tempo ancora stabile per sabato e per domenica, con cielo in prevalenza sereno, e certo con questo caldo poi nel pomeriggio avremo dei cumuli e più intensi come avevamo già detto sui rilievi. È un tempo stabile che purtroppo poi ci accompagnerà almeno per gran parte della prossima settimana, con temperature sempre più alte. Infatti prevediamo per questo fine settimana minimi intorno ai 20 gradi, massimi intorno ai 32-33 gradi, ma la prossima settimana le massime potranno arrivare a 33, 34, anche 35 gradi. Adesso ci fermiamo per 2 minuti di pubblicità, rientriamo con un nuovo blocco di servizi con tanta cronaca, all'attualità, dobbiamo parlare anche di sanità, di lavoro, insomma, restate con noi. Ben ritrovati a Focus TG, sono le 12:30 in punto, questo vuol dire che siamo a metà del nostro viaggio giornaliero nel mondo dell'informazione, dell'attualità, insomma nel mondo delle notizie che riguardano il nostro territorio, che riguardano le province del Veneto. Ebbene, dopo aver fatto il punto anche sull'emergenza siccità, adesso parliamo di un altro tipo di difficoltà economiche che stanno interessando le amministrazioni comunali, le aziende, i commercianti e le famiglie. Partiamo proprio dalle famiglie che sono colpite duramente dal rincaro dei costi di bollette, energia elettrica, gas, acqua, appunto, con tutta l'emergenza idrica legata insomma a questo particolare momento, ma fra le cose che sono aumentate di più c'è senza dubbio anche la benzina, il carburante. E allora, dopo tutte queste settimane di aumenti e prezzi alle stelle, sentiamo il parere dei vicentini sulla questione. Non è cambiato niente, siamo peggiorati prima rispetto a 2 mesi fa. Se ne ci hanno tolto 30 centesimi adesso sarebbe 2,40. Se non tolgono l'IVA c'è poco da fare, anche se confermano quello che hanno detto fino al 30 settembre non cambia niente. E vedrai che agosto aumenterà di più perché siamo direttamente in ferie, ancora più benzina, ancora più diesel, ancora più aumenti. Sì, è un dramma generale qua fra benzina, gasolio, gas, acqua, luce. Non lo so come faremo. Non capisco, io sto sempre aspettando ma vedo sempre che aumenta il gasolio, non so, cioè un pieno mi costa più di 20 euro in più. Dobbiamo considerare che la benzina dobbiamo sommare quei 30 centesimi di sconto, per cui dal 1 luglio sarà da ridere. Rimane solo sperare che non aumenta ancora, non si capisce niente, non lo so, cerco di seguire, di capire, ma non si capisce. Guardi, io uso lo scooter per risparmiare, ma se vede lei con 20 euro non ho fatto neanche un pieno di benzina. Di solito questo qua tiene pieno, ci vogliono 25 euro, una volta con 15-16 euro mi arrangiavo.
vuol dire che adesso faccio quasi un pieno al mese in più. Se fai per 10 mesi sono quasi 250 euro in più all'anno. È ovvio che i prezzi sono alzati, dobbiamo trovare qualche soluzione. È il governo che deve trovare una soluzione per tutti. Non si può venire fuori da soli, è una roba troppo grossa questa. Poi adesso ci si mette anche la siccità, quindi anche lì saranno spese per cercare di contrastare questo problema. Senta, il governo ci aveva provato in 3 mesi, ha tagliato l'accisa, ma la benzina e il gasolio sono tornati a superare i 2 euro e Addirittura dovrebbero dare un colpo ancora a queste accise, che sono secoli che ci sono. C'è chi paventa comunque l'aumento fino a 2,4, 2,5 perché Sicuramente, sì, ad agosto sarà così. Ad agosto chi va a lavorare o chi va in ferie è sempre peggio e sarà sempre peggio. La pinage è questa, gente che lavora. Tasse e aumento del gasolio e non viene incontro a nessuno. E andiamo a rubare tutti quanti ora. Se il governo non approva il prossimo taglio per il prossimo mese bisognerebbe bloccare tutto, fermare autostrade e tutto quanto. Questo non lo so, siamo troppo abituati a subire, non abbiamo il coraggio di ribellarci. Siamo stati bravi a protestare per le mascherine, nessuno protesta per l'aumento della benzina, nessuno si ferma. E all'interno di questa situazione di emergenza, di difficoltà economica, ci sono poi capannelli di protesta per singole realtà, come quella di Conegliano. Qualcuno aveva minacciato, addirittura qualche commerciante, di tenere le serrande abbassate in aperto contrasto con l'amministrazione comunale, ma alla fine Festa Longa si farà, quindi iniziative che insomma servono per dare una scossa, uno scossone a una situazione stagnante, difficile, soprattutto appunto per gli esercenti. Vediamo. Si è rischiato di non farla, però dopo un travaglio molto lungo si è giunto alla soluzione che Festa Longa ci sarà, perché abbiamo trovato la disponibilità dell'amministrazione. Ci siamo parlati, abbiamo fatto dei tavoli e la coperta tira da parte, tira dall'altra, tira su, tira giù, alla fine abbiamo trovato la quadra. Siamo molto sul filo del rasoio, sì, è proprio borderline, credo che siamo arrivati proprio al tracollo, quindi sì, questa volta ci siamo arrivati proprio per un pelo, però insomma dai, ce l'abbiamo fatta anche questa volta, quindi come si suol dire, l'unione fa la forza. Alla fine di una settimana tesissima, commercianti e amministrazione comunale sembrano aver trovato l'accordo. Festa Longa 2022 si farà. L'ufficializzazione dell'evento ha spento le polemiche dei giorni scorsi con alcuni esercenti che si erano detti pronti ad abbassare le saracinesche in segno di protesta con il comune, accusato di non condividere le scelte con il mondo del commercio, dalla viabilità alla programmazione degli eventi. Da qui la convocazione in extremis di un tavolo tecnico che ha salvato l'evento. Noi siamo molto felici di riprenderci quelle notti fatte di luci, di calore, di musica, di tutta questa gente che viene in centro, rende la città proprio viva, calda. Per noi è molto importante perché segna anche un pochettino il tempo, è un po' come il Natale. Festa Longa si terrà l'1, l'8 e il 15 di luglio con negozi aperti alla sera e una serie di iniziative. Il comune dal canto suo metterà 5.000 euro a rendicontazione. Il programma sarà definito volta per volta con alcuni punti fermi. La parte dove siamo più felici è che di riportare anche la musica. Siamo stati fermi 2 anni, purtroppo non si poteva né cantare quasi, né ballare, né ascoltare la musica. La musica è fondamentale, specialmente per portare fuori le famiglie, i bambini e tutto. E ci sono altre difficoltà sempre inserite nel contesto del mondo del lavoro, in questo contesto economico particolare, quelle di, da parte insomma, dei datori di lavoro, di trovare personale. Allora, noi abbiamo raccolto ieri le dichiarazioni di Confcommercio Bassano, che ha riconfermato la squadra e parlato appunto delle difficoltà legate al periodo. È stato Paolo Lunardi, presidente della Confcommercio del Mandamento di Bassano, a presentare la riconfermata squadra che ha riconosciuto il lavoro portato avanti, soprattutto in questi anni difficili.
Restano Alberto Borriero alla guida dei commercianti del comune di Bassano e Gino Brunello, presidente dei baristi bassanesi. Ora per tutti l'obiettivo è superare la crisi diffusa, a cominciare dalla carenza di personale, soprattutto per bar e ristoranti. Per il profilo della ristorazione, tipo bar e ristoranti, è veramente complesso, perché tu non puoi sapere come reagirà la città fra un mese, 2 mesi o 3 mesi. Quindi questa incertezza dovuta al Covid non ci permette di pianificare e per questo motivo garantire un posto di lavoro stabile alle persone. È sempre stato un po' difficile, il nostro, ho sempre detto, non è un lavoro di fatica ma un lavoro di sacrificio, perciò trovare persone che magari lavorano mentre gli altri fanno festa è sempre stato un po' tra virgolette difficile. È anche vero che la pandemia ha accentuato delle problematiche che abbiamo nel nostro settore di lavoro, perciò ammortizzatori sociali e tutto quello che ci sta dietro è stato molto accentuato e adesso si fa difficoltà. Cambiati i tempi in tutti i sensi, gli studenti, preziosa risorsa per la stagione estiva, oggi non sono più così scontati e il presidente dei baristi bassanesi decide di prenderla con ironia. Magari a 20 anni adesso lo rifarei anch'io, non andrei più a lavorare, è un po' diverso, ma sicuramente dai, siamo fiduciosi e speriamo che qualcuno abbia voglia di mettersi via qualche soldino per farsi le vacanze. E adesso cambiamo decisamente argomento. Dal 30 giugno al 9 di ottobre i pellegrini ripercorreranno la strada fatta da Sant'Antonio, dalla Sicilia fino a Padova, portando con sé anche una reliquia del santo. Il pellegrinaggio credo che riservi tanto tempo al non fare nulla se non a camminare, quindi è anche un tempo per riflettere, per rientrare in se stessi, per riscoprire quelle che sono le cose più importanti della vita. 1800 chilometri, tutti rigorosamente a piedi, in poco più di 3 mesi. È il progetto Antonio 2022. 800 anni fa il giovane Antonio naufragò a Capo Milazzo, da lì poi arrivò a piedi a Padova e così dal 30 giugno al 9 ottobre i pellegrini ripercorranno quel tragitto a tappe con una sorta di staffetta, portando con sé una reliquia del santo in uno speciale zaino. Una reliquia che verrà poi affidata di volta in volta alle 92 comunità cristiane incontrate durante il tragitto e chiunque potrà affiancare i pellegrini per qualche chilometro o qualche tappa. Oggi la partenza della squadra per Capo Milazzo con un mezzo che servirà poi di appoggio per la risalita del paese dalla Sicilia. Cammino non di persone singole ma che desiderano appunto condividere del tempo, delle riflessioni, della preghiera. Se poi guardiamo l'esperienza di Sant'Antonio, anche di San Francesco, ecco, vediamo che il loro camminare è finalizzato anche all'incontro di tante persone alle quali annunciavano il Vangelo. Prima della partenza da Padova i pellegrini hanno ricevuto la benedizione e fatto visita alla tomba del santo per ricevere forza e aiuto. Jorge, tu questo percorso l'hai già fatto? Sì, l'anno scorso avevo l'opportunità di mettere insieme le tracce, tutto il lavoro fatto precedentemente e testarlo, fare diciamo un collaudo per capire cosa andava bene, cosa potevamo dover correggere, infatti per poter quest'anno portare avanti questa bellissima iniziativa. E sarete in compagnia di un amico speciale, Antonio? Sì, ci ha preceduto 800 anni fa e in qualche modo lo riportiamo su quelle strade, in uno speciale zaino portareliquiario, ci sarà una sua reliquia che così veramente camminerà con noi, come dici tu, lo consegneremo alle 92 comunità cristiane delle 92 tappe del percorso. Sì, questo compagno è Sant'Antonio e faremo davvero questi 3 milioni di passi accompagnati davvero dalla sua grazia e speriamo che davvero tutto prosegua bene e l'inizio è proprio bello. Partiremo oggi qui dalla Basilica del Santo e poi ci ritroveremo il 9 di ottobre, sempre qua. Ma anche per chi non camminerà con i pellegrini ci sarà la possibilità di seguire il viaggio. Rete Veneta lo racconterà attraverso pillole quotidiane, un servizio in più per i fedeli di Sant'Antonio. Hanno la possibilità di ogni giorno vedere come prosegue questi 2 milioni di passi, i luoghi dove Sant'Antonio è passato, le persone che ha incontrato e quindi sarà un modo per condividere attraverso questa pagina Facebook e anche Rete Veneta questo cammino. Adesso ci prendiamo 2 minuti di pausa per l'ultimo break pubblicitario di questo Focus TG. Rientriamo fra poco con tante altre notizie.
Ben ritrovati a Focus TG, continuiamo con le notizie dal territorio, ci spostiamo a Bassano per tornare a parlare dell'area di San Lazzaro. Ebbene, i cittadini e residenti, dopo quanto emerso in commissione urbanistica, si dicono ancora preoccupati perché vogliono salvaguardare una delle ultime campagne del bassanese. Sentiamo. Dobbiamo un attimo riflettere su quello che è stato presentato e siamo preoccupati comunque di quanto è emerso. Assolutamente l'amministrazione dovrà fare le sue valutazioni, però noi siamo del parere che l'intera area deve essere preservata assolutamente. Molto cauti i residenti di San Lazzaro di Bassano dopo le dichiarazioni dell'assessore Viero in commissione in merito al progetto di trasformazione di un'enorme area agricola in una colata di cemento. Dopo il no annunciato sulla ridefinizione della zona ex Campagnolo e le trattative in corso per il colosso Pengo, sono proprio i cittadini che si pongono sul chi va là. No comment. Non ci sono commenti da fare? No, bisogna pensarci. Resta ancora questo nodo, abbiamo visto, dell'area possibile Pengo. Speriamo che risolvano anche quello, lasciando i campi, perché di quelli stiamo parlando. Avete bisogno? Sicuramente la città ha bisogno dei campi. La campagna deve restare campagna, non si deve trasformare in nuovi capannoni, ne è convinta la gente, ne è convinto anche il consigliere di opposizione Riccardo Poletto, che lancia una proposta che andrebbe davvero a tutelare il sito per sempre. Noi riteniamo che anche lì la comunità bassanese e l'amministrazione che in qualche maniera la rappresenta debba rimanere ferma nel dire vincoliamo ulteriormente quella zona, perché è una delle poche ultime tracce di terreno agricolo a Bassano. E solleva dubbi la discussione in atto tra Pengo e amministrazione, in cui il privato andrebbe a riqualificare l'area industriale di Via Trozzetti in zona residenziale. Che si debba ridimensionare quell'edificio va benissimo, ma non possiamo fare un beneficio alla città in un quartiere facendo un danno forse anche peggiore in un altro quartiere, perché altrimenti alla fine a conti fatti la bilancia segnerebbe appunto un segno negativo. Noi non siamo contrari allo sviluppo dell'economia locale, ci mancherebbe altro. Riteniamo che gli interessi privati, che siano di tipo residenziale, produttivo, direzionale, commerciale, debbano sposarsi in una pianificazione della città che tenga conto di tutto, anche di un interesse generale. Un grande, importante interesse generale è preservare i suoli agricoli. E ascoltiamo in merito le dichiarazioni dell'assessore Andrea Viero, assessore all'ambiente e all'urbanistica di Bassano. Il maxi intervento di San Lazzaro piomba in commissione urbanistica alla presenza di cittadini e residenti delle aree interessate e inizia a delinearsi un percorso impostato su due tracce ben distinte. Sul versante dell'area ex Campagnolo pare che si stia andando verso un deciso no da parte dell'amministrazione ai progetti proposti dai privati, mentre sull'area Pengo l'iter è un po' più complicato. Diciamo che la grande area è divisa a metà dalla Roggia Rosà e le partite potrebbero essere distinte in due partite differenti. La prima, quella posta più a ovest, dove sono emersi i più grandi dubbi della parte della maggioranza. La partita invece, quella ad est, riguarda la proprietà Pengo che vorrebbe investire su quell'area e in questo caso qui ci sono ancora delle riserve, ma abbiamo aperto un fronte più ampio che riguarda anche gli stabilimenti di Via Trozzetti. Il Comune è infatti propenso a trattare con la proprietà se sul piatto finirà un progetto di rigenerazione urbana negli ex stabilimenti di Via Trozzetti. Ecco dunque la posizione dell'amministrazione sulle due distinte aree della campagna di San Lazzaro coinvolta in questo epocale cambiamento. Sull'area ovest le perplessità sono molto elevate, per cui la maggioranza è orientata proprio verso il no. Sulla parte quella a est è aperto un tavolo molto sereno, molto tranquillo con la proprietà per capire se c'è la possibilità di rigenerare in maniera importante l'area di Via Trozzetti, ma anche ovviamente trovare quelle opere compensative che San Lazzaro merita. Qual è il prossimo passo? Il prossimo passo è il dialogo ovviamente con la proprietà per quanto riguarda Pengo, gli step successivi invece per le altre istanze e quella della conferenza dei servizi. La conferenza dei servizi verrà convocata nei prossimi giorni, probabilmente già entro lunedì, ma se ne riparlerà a settembre, quindi c'è tutto il tempo per impostare un percorso. Cambiamo argomento, continuano le polemiche sulla mancata copertura telefonica del Monte Grappa.
Non possiamo lasciarla scoperta, perché quello che è successo a noi può succedere a un normale camminatore della montagna. È visibilmente irritato il presidente di Confartigianato di Asolo e Montebelluna. Irritato ma anche sconfortato per la storia infinita di antenne e telefonia sul Grappa. Progetti, investimenti e cantieri per delle coperture ancora oggi inesistenti che, sottolinea Bosa, mettono in pericolo chi frequenta le cime e le zone limitrofe. Il ricordo va allo scorso anno, quando nel corso di una manifestazione una persona si è sentita male. Una persona che non era un concorrente, che seguiva però il cognato, un amico della gara, ha avuto un problema cardiaco ed si è accasciato al suolo e non si è più ripreso. E noi abbiamo avuto grosse difficoltà proprio per le comunicazioni a dialogare tra il nostro atterraggio, l'arrivo, in decollo avevamo l'ambulanza di servizio, ma loro non capivano cosa stava succedendo. E quindi è arrivata prima l'ambulanza del 118 che la nostra ambulanza che avevamo di servizio. Al punto che quest'anno la copertura viene garantita dai radioamatori e non solo per l'evento in ricordo della persona deceduta. Facciamo un investimento importante in sicurezza e per far questo abbiamo contattato l'Associazione Radioamatori Italiani, l'ARI, che verranno con noi, con 10 persone, e faranno i ponti radio per coprire i buchi che ci sono nel territorio per evitare che ci siano problemi. La stessa cosa stanno facendo altri lo stesso giorno, che sono i ragazzi che organizzano la Montegrappa Bike Day, faranno una gara di gravel e anche loro avranno l'ARI con 10 persone. Antenne che non funzionano, strade chiuse in attesa di lavori infiniti. Per il presidente di Confartigianato Asolo e Montebelluna sono situazioni non più ammissibili e per le quali sia Paolo Mares, presidente dell'intesa programmatica d'area, che Annalisa Rampin dell'ex Comunità Montana devono rispondere ai cittadini. Tutto questo proprio perché manca qualsiasi collegamento. Ci sono stati investimenti importanti sulla telefonia del Grappa, le antenne nel bene o nel male sono state posizionate, ma quelle antenne non sono ancora capaci di ricevere o di comunicare. Cambiamo argomento, parliamo di sanità, parliamo di ULSS 7. Bene, per 130 giorni abbiamo posto le nostre famose 3 domande sull'opportunità di mantenere il direttore generale Carlo Bramezza alla guida dell'ULSS 7 Pedemontana, domande che abbiamo posto direttamente a lui, ai vertici della politica locale e regionale e domande che abbiamo posto anche e condiviso con voi cittadini. Ebbene, dopo 130 giorni nessuno ha risposto e questo ci porta a un'altra importantissima domanda che riassume tutto in un dubbio che condividiamo con voi. Chi tace eventualmente lo fa perché acconsente. Sentiamo. 130 giorni, 19 settimane, 5 mesi sono passati da quando abbiamo posto per la prima volta le 3 domande sull'opportunità di mantenere Carlo Bramezza alla guida dell'ULSS 7. Le abbiamo poste per 130 volte nel nostro telegiornale, specificando a chi erano rivolte: al DG, a chi gestisce la sanità del Veneto, alle istituzioni. E pur avendo sempre ribadito che i nostri microfoni erano aperti per tutti, a quei microfoni non si è presentato mai nessuno. Anzi, qualcuno si è pure sottratto alla possibilità di far chiarezza e di rispondere a quelle domande, come il DG Bramezza, che in più occasioni ha preferito scappare piuttosto che dare risposte attese da troppo tempo, da tantissime persone. Lo abbiamo cercato, gli abbiamo messo a disposizione telecamere e microfoni, ma il risultato è sempre lo stesso. Però il DG Bramezza non è l'unico al quale sono state rivolte le nostre domande. I 3 quesiti erano diretti anche a chi ha la delega alla sanità in Veneto e a chi governa la regione. In 130 giorni nessuno di loro ha ritenuto di rispondere o di prendere posizione, nemmeno con una nota scritta. Un vero peccato, si poteva far chiarezza su una situazione che, a conti fatti, con le migliaia di firme raccolte sulla sanità bassanese e con le tantissime segnalazioni che arrivano dai cittadini, è di chiaro interesse per il territorio. Giusto per rinfrescare la memoria a tutti, le 3 domande vertevano sull'opportunità che Bramezza rimanga alla guida dell'ULSS 7, nonostante la definitiva incapacità di adempiere alle proprie obbligazioni per quasi 11 milioni di euro, nonostante si sia fatto garante di operazioni immobiliari private per questa cifra, pur avendo ricoperto da 21 anni posti di lavoro pubblici e nonostante quegli 11 milioni per una persona che percepisce uno stipendio annuo di circa 90.000 euro possano essere rimborsati da Bramezza solo lavorando centinaia di anni. A questo punto, e dopo averle ripetute per 130 volte, è ormai chiaro a tutti: nessuno vuole rispondere. Lecito, per carità,
Ma questa posizione apre le porte a un'ulteriore decisiva domanda che manda in archivio le altre e riassume tutto quello che è successo negli ultimi mesi all'UIL 7. Una domanda alla quale ognuno può dare la risposta che ritiene. Chiediamo quindi: chi tace? Acconsente? Domanda che chiaramente rivolgiamo e condividiamo con tutti i cittadini, con tutti i nostri telespettatori. Adesso voltiamo pagina. Nel corso del nostro Focus TG oggi abbiamo mostrato le immagini del 248esimo anniversario della Guardia di Finanza Belluno. Ebbene, nel corso della cerimonia sono state consegnate delle benemerenze per il lavoro svolto e tra i premiati c'è anche un finanziere molto speciale. Consentivano di denunciare all'autorità giudiziaria 72 responsabili, di cui 13 in stato di arresto, e di segnalare alle competenti prefetture 728 soggetti consumatori. Provincia di Treviso, 2018-2022. È un finanziere davvero speciale. Escor, pastore tedesco di 6 anni, guarda sempre con attenzione ciò che gli capita attorno e non gli sfugge nulla in tema di stupefacenti. Quando segnala o si mette seduto, oppure quando c'è tipo in un ambiente in cui c'è tanto passaggio, come un aeroporto, come una stazione, segue la persona e si siede davanti. Questo mi fa capire insomma che è meglio controllare, c'è qualcosa di strano. Loro fanno coppia fissa per quello che si potrebbe definire un vero colpo di fulmine. Noi abbiamo il centro allevamento e addestramento a Castiglione del Lago, Perugia, e lì si addestrano, vengono scelti secondo alcune peculiarità, la disponibilità al gioco, il fatto di poter stare in mezzo alle persone, perché il nostro soprattutto lavora a contatto con le persone. Appunto ero andato al centro addestramento e vuoi il caso che c'era proprio una cucciolata, la sua cucciolata, e in quel momento che stava facendo la passeggiata con l'allevatore e mi fermai, la carezzai eccetera, e poi l'allevatore si ricordò di questo quando andai a fare l'addestramento, ha detto guarda che quando era piccolo l'hai avuto in braccio, quindi questo è stato un episodio memorabile. E invece in servizio qualche situazione particolare? I servizi ce ne sono davvero tanti, anche situazioni molto particolari, perché comunque quando tratti di droga ti vai a confrontare con realtà sociali anche molto difficili. 800 le missioni di Escor, molte tra aeroporto di Treviso e quello di Venezia, e quando si parla di corrieri e spacciatori a volte senza scrupoli è davvero utile fare affidamento su questi finanzieri davvero speciali. Però avere un cane vicino a volte vuol dire avere una sicurezza in più. Certamente sì, soprattutto un collega molto fidato e quindi averne. Breve aggiornamento adesso per quanto riguarda il Covid. Sale ulteriormente in Veneto il numero dei nuovi contagi Covid nelle ultime 24 ore, che oggi tocca quota 6.613 nuovi contagiati. Salgono di 3 unità anche le vittime, questo è quello che riferisce il bollettino della regione. Resta elevato quindi il trend di crescita dei nuovi positivi, leggiamo insieme dall'ANSA, rispetto ai dati delle scorse settimane. Il totale delle infezioni dall'inizio della pandemia in Veneto sale a oltre 1.800.000, quello dei decessi sfiora i 15.000, prosegue invece l'aumento degli attuali positivi che ora in Veneto sono oltre 56.000. Peggiora il numero delle ospedalizzazioni, i ricoverati in area medica salgono a 549 più 16, quelli in terapia intensiva a 26 più 4. In chiusura, una rapida informazione, parliamo del rush finale dei ballottaggi per quello che riguarda le elezioni amministrative. Elezioni ultimo atto. Si vota domani dalle 7 alle 23 a Verona, Jesolo, Feltre e Thiene e Media Nord-Est con Antena 3 seguirà in diretta gli attesissimi risultati con una puntata speciale di Ring e poi con il Focus, una maratona da non perdere con collegamenti in diretta, ospiti in studio per commentare il verdetto delle urne. È davvero tutto per questa edizione di Focus TG, non mi resta che darvi appuntamento a domani e poi agli appuntamenti serali della nostra informazione. Grazie.